Rieccoci, molte telefonate, lo andiamo e ne passiamo rapidamente un po'. Chiedo alla regia se ha qualcuno già pronto. Pronto, allora, pronto, chiamiamo Lina e da dove? Pronto, buonasera, sono Lina da Selvazzano. Prego. Volevo salutare tutti, in particolare permettetemi il sindaco Soranzo. Allora, io in questi giorni non ho mai visto o sentito parlare un ambientalista di quelli che decenni fa hanno fatto alla fine proibire di dragare i fiumi, perché io penso che un fiume che dovrebbe avere un livello di 5-6 metri d'acqua e in realtà ne ha un paio del sì e no, sia un grosso problema, e se ridragassimo e se togliessimo un po' di sabbia ci starebbe molta più acqua dei fossi, delle acque bianche, delle fognature, perché questa volta non hanno ceduto gli argini, ha ceduto tutto quello che c'era intorno. Allora, se qui a Selvazzano una volta vicino al ponte c'era appunto una cava di sabbia e il fiume era sempre pulito, e adesso quando l'acqua è normale si vede un'isola di sabbia, mi chiedo, ma quanta acqua in più ci starebbe se dragassimo e pulissimo i fondali dei fiumi, e non solo del Bacchiglione, di tutti? Certo. Ce ne sarebbe molta di più, e allora questi problemi forse sarebbero, non dico risolti, limitati. Poi andrei anche da tutti i contadini che per coltivare 1 metro di terra in più hanno chiuso i fossi e hanno coltivato sopra. Cioè, credo siano tante piccole e grandi concause che hanno generato il problema nel tempo, che poi ci sia messo anche il tempo che è cambiato e che le perturbazioni sono più forti, questo si sa, però anche le fognature a Selvazzano non credo che siano adeguate alla popolazione che c'è adesso. In molte parti sono ancora fognature, e non solo a Selvazzano presumo, che sono adeguate a quando c'erano molti meno abitanti. Però è stata molto gli chiara, signora, che hanno fatto tutto quel casino al tempo è stata molto chiara. Non li sento. È stata molto chiara, dico, nel dire c'è il sindaco di Selvazzano, la risposta rapida, dice che le fognature non sono state messe a norma come si dice in queste cose per via delle molte abitazioni che ci sono. No, ha ragione, penso che si riferisca quando dice fognatura alla realizzazione di infrastrutture. Noi abbiamo realizzato 4.200.000 euro e saranno 5.100.000 perché c'è un cantiere che deve partire di 1 milione euro circa nell'arco di quest'anno, di fognature che non si vedono, di interventi che non fanno poi voti, ma che servono. Quello che credo che parli la signora, che saluto, dice la verità. Cioè abbiamo sbagliato la programmazione negli anni, e quindi ritorniamo al ragionamento iniziale, con molta onestà bisogna dirla. Abbiamo costruito prima le case, dopo le strade, non abbiamo dimensionato le infrastrutture sulla base dell'abitato o l'abitato sulla base delle infrastrutture, che era più corretto, abbiamo disegnato al contrario. Così nelle infrastrutture per quanto riguarda la viabilità. E quindi ci sono i problemi. Così noi andiamo a fare gli espropri per fare le rotatorie. Ci costano 3 volte, perché ci abbiamo costruito vicino e dobbiamo espropriare le case per fare i rotatori. Prima, se lei va in Spagna o a Maiorca, hanno costruito prima una tangenziale, poi hanno costruito le strade regionali e poi hanno cominciato a costruire le zone industriali e le zone residenziali. Concludo nel dire, ha ragione, le acque meteoriche che noi stiamo facendo le fognature nere è perché prima c'era la fognatura mista e tutte e due convogliavano. Adesso, facendo la fognatura nera, riusciamo a migliorare la situazione perché la vecchia fognatura diventa totalmente per le acque meteoriche, quindi raddoppiamo la capacità di smaltimento. Ma ci sono aree, noi l'abbiamo fatto il censimento quest'anno, con molta verità, che è inutile ci nascondiamo. Come si fa a fare un'infrastruttura per le acque meteoriche con un tubo da 30 quando dovrebbe essere da 60 o da 100? È la verità quello che dice la signora. Abbiamo infrastrutture che sono dimensionate con tubi da 30 anziché da 60 o da 100. Certo. Mettiamo che si intasi per un 25-30% perché è normale, abbiamo già capito di cosa stiamo parlando. Dov'è il problema? Telefonata, sentiamola, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Sono Cesare Bastianello, buonasera. Da dove? Da Ponte San Nicolò. Prego. Senta, mi vedo partecipate in diretta, dite la vostra. Mi vorrei dire la mia come agricoltore. Scusami se non parlo bene in italiano. Come agricoltore voglio dire che l'alluvione che ho avuto nel 2010 non ho ancora preso i soldi di 24 bestiame morte. Non ho ancora
Sento solo chiacchiere, hanno stanziato, hanno fatto. Sentire che vuoi fare dei grandi vasconi per l'acqua, rovinare agricoltare il terreno, rovinare come agricoltore, a me mi fa male. Si dovrebbe abbassare i canali che si stropai, tutti quanti scuri di acqua che non ve ne sia più. Se il nostro bacchiglione fosse abbassato almeno 2 metri, quanta acqua c'è che staria dentro? Scusami se parlo indietro, quanta acqua c'è che staria dentro? Non andare a rovinare le campagne e dopo la gente muore da fame. Questo voglio dire, scusami se no, è stato chiarissimo, e poi ho... è la saggezza dell'esperienza dell'agricoltura, credo che non abbia detto cose inesatte. No. Grazie del telefonato, ovviamente poi parleremo di questo, non è che io passo le telefonate, ma quando inizieremo a parlare dell'idrovia parleremo anche della situazione degli agricoltori. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Franco da Mantova. Franco, rapido, Prima facendo zapping ho sentito Galan su Rai 2 a dire che è stato scelto di spaccare dalla parte veneta perché con tutta l'acqua che aveva riempito il Po, tutto sommato si facevano meno disastri nel Veneto che in Emilia. Se questo è vero, siamo davanti a una dittatura vergognosa. Poi un'altra cosa, ma cos'è? Da adesso che ci sono le alluvioni, ma perché non si è fatto la prevenzione come hanno fatto sempre l'Austria, la Svizzera, la Germania? Ma è normale, ma qui in Italia non viene fatto nulla da 20-30 anni, signori, qui è 30 anni che si fa bla 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 bla. Ma ci vogliono i fatti, ma con le parole non fai le case, non fai i lavori. Certo. Qui cosa si fa? Si mette prima Monti, poi Letta, poi un altro e bla 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 bla. E qui l'Italia non sprofonda solo economicamente, ma sprofonda anche nel vero senso della parola. Grazie, è stato chiaro. Grazie Franco, ne abbiamo un'altra, sentiamo che abbiamo in linea. Grazie signor Franco da Mantova, ne abbiamo un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Emanuela da Selvazzano, Caselle. Prego Selvazzano. Niente, volevo chiedere e salutarvi prima di tutto e anche il signor sindaco della nostra frazione. Volevo sapere cosa ne faremo delle nostre case con le taverne, con le cantine, con i garage sott'acqua, se questo sarà il nostro prossimo futuro. Solo questo, grazie. Grazie, è stato davvero rapidissimo. Cosa ne faranno? Chi aveva parlato delle infrastrutture con le case? Non ne faranno. Noi abbiamo con questo evento, per cui non c'era nessun dubbio che le idrovore del Brentelle hanno offrito l'occhiello per la capacità di smaltimento delle acque. Sono divenute, in giro degli ultimi 5 giorni, si è attestato che sono insufficienti. Noi prontamente, anche se non è la nostra competenza perché è della regione e del consorzio, abbiamo deciso di posticipare gli interventi e fra un mese mettiamo i soldi, così l'alibi non c'è e il patrimonio delle abitazioni che la gente si è costruito con i risparmi e con il lavoro di una vita devono tornare ad avere una certezza assoluta che il territorio è sicuro dal punto di vista, almeno per quello che possiamo fare noi la nostra parte la facciamo, perché questo è il punto. Dicevo prima, senza che togliere nessuno di quello che è avuto nel 2010, che è stato un evento tragico, perché è così. Ma in questi giorni, se per il fatto che noi siamo riusciti in poco tempo, perché abbiamo messo in campo, bravi o non bravi, comunque abbiamo avuto un danno incredibile, passa in secondo piano la dimensione di cosa è successo nella città di Selvazzano. E la cosa che noi siamo qui a dire che abbiamo bisogno di farlo capire, eccetera, noi non facciamo capire niente. Noi ci mettiamo i soldi, mettiamo a posto la cosa. Se non viene realizzato in tempi brevi, la responsabilità ce l'hanno il consorzio di bonifica e la regione. Quindi noi li mettiamo e loro devono fare. Che non passa tanto inosservata, come non è passato tanto inosservata quella di Casalserugo 3 anni fa, ce ne ricordiamo ancora. Come io non vivo a Casalserugo, però me ne ricordo come me ne ricordo. È stato un evento però tragico, la gente si ricorda, certo, difficilissimo, le famiglie hanno sofferto di comuni abbandonati. L'ultima telefonata per questo, l'ultima per questo break, perché altrimenti davvero non parliamo più in studio. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da Codevigo. Non ho sentito Codevigo, mi sembra, se mi dici il nome. Giuliano da Codevigo. Sentiamo l'audio studio, prego. Allora,
Io abito al Codevigo, a ridosso proprio di una idrovora che voi sapete, quella del Bacchiglione Brenta, che è in via Brentelle, località Cambroso. Si dà il fatto che questa idrovora tante volte con i grossi piovali non arriva l'acqua in tempo qui, perché non ci sono i fossi che drenano. Quindi mi raccordo alla telefonata che mi ha preceduto, che è vero che i contadini arano e chiudono i fossi, bisognerebbe che ci fosse una commissione di controllo e che ponesse lo scavamento dei fossi, quindi l'acqua defluirebbe molto di più. Certo, quello che ha detto prima, ha detto il professore Capoccio, ci sarebbero le leggi, esatto, le regole, ma insomma. esiste una mappa dei fossi? È una commissione che può intervenire in questo senso? C'è la possibilità, dottor Veronesi, che... Quello dei fossi privati è un grossissimo problema. È sicuramente, grazie alla telefonata, prego. È sicuramente minore, perché poi coi fiumi parliamo di allagamento, coi canali, coi fiumi parliamo di alluvioni, coi canali parliamo di allagamenti, i fossi sono ristagni o problemi ancora di livello inferiore. Però il fosso tradizionalmente aveva una funzione importantissima di invaso e il drenaggio di tutta una serie di territori sono fondamentali. Quello che si può fare è, infatti noi come consorzi abbiamo insistito ed è entrato in una variante del piano territoriale regionale di coordinamento, PTRC, l'obbligo per i comuni di fare il piano delle acque, e questo significa che anche il reticolo minore deve essere censito e si deve individuare tutte le criticità. Dopodiché, per intervenire sui fossi privati è un altro dramma, perché giustamente c'è proprietà privata, però da un certo altro punto di vista, quando il privato crea un danno generale, bisogna trovare gli strumenti e non è facile. Quello che abbiamo sperimentato, adesso vogliamo riproporre, è in alcuni comuni, dopo che hanno fatto il piano delle acque, cioè hanno individuato i fossi più importanti che servono per certe zone, mandiamo lettere congiunte, consorzio con i comuni, dopo aver informato l'associazione degli agricoltori, e finalmente quest'anno abbiamo iniziato a vedere che qualche fosso viene scavato, perché teniamo presente che il fosso privato deve scavare il privato, non è che il consorzio va là e con un escavatore glielo scava. Deve scavarlo, certo. Perché sennò vuol dire che pagano gli altri, mentre certo, è suo. Poi parleremo della bonifica di tante altre cose, però andiamo con noi. Sarebbe una favola qui da raccontare. Tanto tempo fa stavano costruendo l'idrovia a Padova, era un impegno da parte del comune di Padova, poi è stato passato alla regione. Andiamo a vedere un attimino a che punto è, come è messa, come è situata questa idrovia. Se la regia mi dà la tabella con i numeri, così tanto per poterci fare un ragionamento costruttivo e per poter far sì che questa idrovia venga aperta. No, grazie, idrovia, non la bonifica, eccola qui. Le opere realizzate di questa idrovia è che ci sono 13 ponti stradali, un ponte ferroviario, una chiusa mobile alla destra del Brenta. La lunghezza del percorso di idrovia, che parte da Padova e arriva in laguna, è di 27 km scavati, circa la metà però, pari a 13-14. Lungo il percorso Padova-Vicenza espropriati e acquistati metri quadrati 383.500 di aree e 15 fabbricati. Il consorzio sciolto nel 1985 è passato da quel momento in regione, pensate, è passato dal 1985 nella regione Veneto. E cosa ha fatto la regione Veneto? Andiamo nella pagina dopo. I lavori eseguiti alla regione Veneto: sottopasso canale Orsaro con botte e sifon nel 1989, banchina al porto interno della zona industriale di Padova, pensavate abbiamo fatto anche una banchina per il porto, roba incredibile, con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato. Costi lavori eseguiti calcolati al 2000, 200 miliardi delle vecchie lire. Opere già realizzate pari al 65-70% dell'intera opera, lavori bloccati dalla regione Veneto nel 1989. E per quale motivo sono stati bloccati? Andiamo nella pagina successiva. Potenzialità di smaltimento sono stati bloccati, punto. Cosa potrebbe succedere se questa opera fosse realizzata? Che avrebbe uno smaltimento delle acque di 350-400 metri cubi al secondo, delle piene del Bacchiglione e Brenta. Questo cosa vorrebbe dire? Che non ci sarebbero mai più allagamenti nella zona di Battaglia, nella zona di Casalcerugo, nella zona di Bovolente, nella zona di Padova. Non ci sarebbe mai più allagamenti, a meno che non venga una cosa stratosferica.
Poi i studi fatti dal gruppo imprenditori sul costo per l'ultimazione dell'idrovia nel 2008 più o meno sono rimasti un po' uguali, saranno aumentati, verranno su 200 milioni di euro per portarla a termine per lo scolo delle acque. I tempi di esecuzione delle opere per il completamento sarebbero in 3 anni e risolverebbero i problemi di tutto o parecchia parte del Veneto. Tutti d'accordo, professor Paolo, professor Manocase, che questa è un'opera che va fatta, ma dico tutti interpellati dalle bonifiche. Il professor Paolo mi dice no, però non la politica, non qualcun altro, però parlo che sindaci sono tutti d'accordo, però non la fanno, professor Manocase. Non la fanno perché proprio siamo in Italia e siamo dei testoni. Perché lo vogliono chiudere e fare un'autostrada. Ecco, questa era... La cosiddetta camionabile. Camionabile. Quindi è finito. La gente continuerà a stare sotto acqua e passeranno i camion dove devono si può protestare a far sì che invece la comincino a rendere funzionabile. Certo, bisogna mettere un po' di sale in zucca a qualcuno, quantomeno quei soldi, che poi sono 200 miliardi di allora, che oggi vuol dire 10 volte tanto, forse di più, perché se oggi facessimo quelle opere sarebbe un altro Mose, così da un punto di vista politico romano. Ecco, possiamo pure mettere delle immagini invece che le andiamo a vedere, perché adesso è uno stagno, corrono le macchinette col motoscafo dentro, cioè fanno le gare quelle in miniatura, insomma adesso vedremo delle immagini. Prego, professore. Non c'è dubbio che sarebbe interessante farlo, ma non sono io a dirlo da un punto di vista tecnico, io l'ho intuito questo ancora al tempo quando era presidente Ettore Bensic, che mi raccontava un sacco di cose, lui amava questo tipo di interventi, non gli fecero fare più nulla quando fu presidente e quindi tutto rimase come vediamo adesso. Di opere idrauliche nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia ce ne sono e sono vecchie, sono anche importanti, che sono vie d'acqua che sono spettacolari anche da un punto di vista turistico, sono state abbandonate così. Noi non apprezziamo più i fiumi, mentre una volta i fiumi venivano utilizzati, vissuti, e io me li ricordo quando passavano i barconi con la sabbia, col carbone, eccetera, ma venivano vissuti perché si viveva il fiume. Da un certo momento in poi, addirittura nel Veneto sono stati fatti ponti bassi apposta perché venissero bloccati il passaggio dei barconi e incrementare invece le vie, il traffico camionabile, che perché la famiglia Agnelli ancora prima dell'ultimo conflitto mondiale voleva vendere camion, perché era il business di quell'epoca. Il motivo per cui questa linea d'acqua è stata bloccata è per lo stesso motivo, perché questa era in concorrenza con un certo tipo di... Adesso i camion sono visti in maniera diversa, sarebbe utile rifarla questa cosa, ma peraltro mi dicono che con le tecnologie moderne, con i barconi di adesso, con le chiatte che ci sono adesso, sarebbe anche una via d'acqua abbastanza stretta. Ma lascerei la parola all'ingegnere, che forse ci può raccontare meglio cosa serve una cosa di questo genere. Ma questa secondo me è un'opera, al di là della navigazione, è un'opera che può avere altre funzioni importanti. Innanzitutto appunto quella di permettere sempre e comunque la regolazione delle piene del Bacchiglione in arrivo a Volta Barozzo. Abbiamo sentito prima, ma forse il Brenta non può ricevere portata attraverso il San Gregorio Pioveco, mentre se avessimo l'idrovia queste acque verrebbero portate dal Pioveco a Stra, ma subito riprese a Vigonovo e portate direttamente in Laguna di Venezia. Potrebbero essere, penso, 350 metri cubi secondo, che non è poco, perché si potrebbero ridurre apprezzabilmente le piene del Bacchiglione, il quale a valle di Volta Barozzo non porta più di 500 metri cubi secondo senza mettere in pericolo il territorio, e a valle di Bovolenta, lungo il canale di Ponte Longo, non ne possono andare più di 400 metri cubi secondo. Avrebbe beneficio anche il Brenta, e quindi sarebbe un'opera che serve per difendere il Piovese e il territorio più basso della provincia di Venezia. E l'altra funzione importante che questa struttura potrebbe avere
è quella di riportare sedimenti e acqua dolce dentro la laguna di Venezia, perché oggi la laguna, e qui c'è molta ignoranza e molta gente parla senza sapere di cosa parla, oggi la laguna vive problemi esattamente opposti a quelli che affrontò la Repubblica quando decise di allontanare il Brenta e il Bacchiglione dalla laguna di Venezia. Allora, queste due funzioni da sole potrebbero ampiamente giustificare l'investimento necessario per completare quest'opera. Ma qui bisogna anche dire con chiarezza che ci sono delle persone che non hanno il coraggio delle loro posizioni, perché lei prima diceva sono tutti d'accordo. No, alcuni sono d'accordo, altri si oppongono e non hanno il coraggio di esprimere il motivo per cui si oppongono. Dicono cose che non pensano a questo riguardo. E poi qui... mi faccio un esempio, perché sul ragionamento della... C'è chi dice e continua a dire no, ma no, la via è una bretella isolata. Non è vero, perché è perfettamente collegata al sistema idroviario veneto e padano. Dicono che non ha questa potenzialità dal punto di vista trasportistico, ma noi la vogliamo per altri motivi. Se poi qualcuno vorrà navigarci con le merci, saranno fatti suoi, sarà l'economia a dire se da quel punto di vista ha o non ha un valore quest'opera. E poi qui non si sono citati, perché siamo andati tutti contro i politici. I politici, io penso, sono a loro volta vittime di un'altra categoria, che sono i grandi portatori di interesse particolare. Sono questi che manovrano e spingono in una direzione piuttosto che in un'altra. Sono questi che condizionano anche a volte le scelte della politica. E poi, assieme a loro, sul cerchio magico della vita, c'è la politica, ci sono i portatori di interesse e ci sono i tecnici, i quali a loro volta hanno delle grosse responsabilità, perché non hanno il coraggio di dire no quando bisogna dire dal punto di vista tecnico no. Sì, ma professore, se questa è un'opera che va fatta per salvaguardare il territorio, al di là delle viabilità, delle chiatte, dei container e di tanta altra cosa che mai non c'è necessità, però dico, questa va fatta, cioè la politica, la cittadinanza, il popolo di Casalserugo, di Bovolenta, di Piove di Sacco, di Padova, di Serrazzano deve coinvolgere la politica e far sì che questa opera venga terminata, perché poi per terminarla credo non si voglia l'ira di Dio economicamente, insomma costa molto di più, come diceva all'inizio della trasmissione il professor Manocase, pagare gli alluvionati che sistemarla, e non succederebbe più nulla, professore. Qui i politici non li scegliamo più noi. Il problema è questo, salvo i sindaci che ancora sono direttamente a portata di mano, il cittadino può scegliere e può anche, come abbiamo visto prima, interloquire anche in maniera vivace, ma il resto Roma si scelgono da soli, si mettono in lista da soli e vengono eletti automaticamente. Professor, se la interrompo, però fa rabbia vedere queste immagini alluvioni, e vedere che qui nel Veneto c'è la possibilità, Padova e dintorni, di sistemare la faccenda, sistemando un canale con 200 milioni di euro, e non farlo, viene rabbia, viene voglia di... Mi scusi, ma lei non è mai stato in Sardegna? Non è stato alla Maddalena, hanno fatto delle porcherie che sono mostruose e nessuno parla, perché il cittadino italiano è succube, sta zitto. Ogni tanto si incavola, poi se si incavola è cattivo perché si arrabbia, quelli che si arrabbiano sono sempre cattivi, no? E invece quelli silenziosi che fanno queste cose qui, quelli sono buoni. E poi si inventano anche le leggi sandwich, Io ti faccio una legge per l'IMU e ci infilo dentro un omaggio per le banche che solo in Italia è stato fatto. Attenzione, in Germania le banche nazionali, la base aurea delle banche nazionali è stata data allo Stato. La Germania ha dato 70 miliardi allo Stato perché ne aveva necessità, li impiegasse per i cittadini. La Francia 50 miliardi di euro sono stati dati a disposizione dello Stato francese perché ne facesse quello che era necessario fare.
In Italia, che con la legge Amato si sono fottuti tutta la base aurea, sono rimasti 7 miliardi e 200 milioni, ha fatto la legge trucco. Hanno detto non pagate l'IMU, track, ci ha infilato dentro un omaggio per le aziende che si sono offese. Io ho visto un'intervista di uno di questi rappresentanti di banca che ha detto abbiamo anche dovuto pagare le tasse. Gli ha regalato 7 miliardi. E sono 2 banche solo che da sole si portano a casa il 64% di questo non aumento, rivalutazione di capitale della Banca d'Italia. Ma è follia questa, ma solo in Italia. Questa non è Europa, perché se fosse Europa la Banca d'Italia avrebbe dovuto dare i soldi allo Stato italiano che portava a casa 7 miliardi e 200 milioni e ne dava magari uno al Veneto per sistemarlo e poi non faceva pagare l'IMU e poi faceva un sacco di altre cose. E invece noi dobbiamo pagare la Tares, tutto il resto, quello che ogni mattina si inventano. Ma queste sono le leggi italiane. Ci mettono l'etichetta e sotto ci mettono un'altra cosa e passa. È che in Parlamento dopo fanno gazzara e quindi passa inosservato il contenuto di questi provvedimenti e cosa va? Va alla ribalta tutta la questione che c'è stata con i grillini, con la Boldrini, tutto quel... questo sì. Ecco, e allora il contenuto poi di questo provvedimento, che concordo esattamente su quello che dice lei, passa in secondo piano, nessuno lo sa perché, certo, perché l'argomento che va è tutta la gazzara che c'è stata in Parlamento, sì, per cui prevale tutte queste sceneggiate che non servono assolutamente a niente, e questi sono i nostri rappresentanti a livello parlamentare. Sì, sì. La confusione serve, in questo momento la confusione serve per coprire altre cose? Sì, sì, ma non è questo il modo, cioè di fronte ad un provvedimento di questa natura con questi contenuti giustamente bisognava battersi in Parlamento e farlo capire anche ai cittadini, perché se si fa capire al cittadino anche il contenuto, allora il cittadino si indigna di fronte a questo e c'è anche una certa sensibilità. Ma quando passi invece il messaggio che in Parlamento c'è una gazzara, perché questo è successo con i grillini, la Boldrini che si sono presi a spinte, questo a cosa serve? Niente. Per cui questo provvedimento è passato proprio nell'indifferenza totale e questo è il risultato. Sì, ma i giornali non ne hanno parlato esattamente cos'era questo provvedimento e non l'hanno comparato con gli analoghi provvedimenti fatti negli altri stati. E non è Europa questa, è Europa a 2 vie, no? Ma attenzione, io sono abbastanza vecchio per ricordare che alla vigilia delle elezioni, in un certo periodo storico degli anni 70-80, c'era sempre un attentato dinamitardo, c'erano delle sommosse. Allora tutta la gente guardava quella roba là e scappavano sotto il naso un sacco di situazioni che la gente non si accorgeva. Era una vecchia tecnica e questa torna a essere applicata, questa vecchia tecnica. E non possiamo andare avanti così. Certo. Fecchio, volevo dire sul ragionamento... Volevo terminare, professore? No. Sul ragionamento dell'idrovia, ritorno all'inizio a quello che ha detto il sindaco Venturini, ha detto l'Europa ha i soldi, ce li darebbe, cioè ce li dà. È possibile che qui diventa tutto problematico per fare un'opera che sicuramente, come diceva il professor Dal Paus, è un'opera non voluta da certi personaggi per i loro scopi, per i loro interessi. La domanda è, non possiamo anche noi completare quest'opera e mettere in sicurezza il territorio? Lo chiedo a lei, lo chiedo a Veronese. Cioè si può fare qualcosa? Possiamo, non so, metterci, fare una non lo so io, andare a protestare per fare quest'opera e concluderla? Io mi ricordo che nel 2004, appena da poco eletto, nominato assessore alla protezione civile provinciale, ci fu un prefetto che a seguito di alcuni allegamenti, tra cui proprio nella zona di Montegrotto, ci convocò perché appunto voleva avere un quadro, quindi convocò consorzi bonifica, provincia, e venne fuori l'idea dell'idrovia, che io concordo perfettamente con l'analisi del professore e io penso purtroppo che gli ambienti che il professore non ha poi citato, che quelli che si oppongono ma se vuole io li cito, sa? Cito anche i politici se vuole. Ecco, ci fu un alto funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici, perché appunto mentre i fiumi sono gestiti sostanzialmente a livello regionale dal Genio Civile a seguito di tutte le serie di riforme, federalismo eccetera, e la laguna è gestita sostanzialmente magistrato alle acque, quindi Ministero dei Lavori Pubblici, che disse chiaramente appunto che
per loro, seppur anche in quantità minima e limitata nel tempo, lo sversamento di acque in laguna non era minimamente da prendere in considerazione. Ecco, io ho sempre in mente quell'immagine, siamo nel settembre, forse sono anche i verbali tra l'altro, perché poi in Consiglio Provinciale vennero chiesti, perché in quell'epoca poi venne fatto il censimento di tutte le opere che erano necessarie, per cui ecco, penso che il tema sia quello che ha toccato il professore. Ci sono degli interessi consolidati nella gestione della laguna che hanno tutta una serie di risvolti e che poi, però qui rischio di fare una provocazione eccessiva e magari la mia semplice posizione magari anche troppo eccessiva, sono legati comunque a quell'opera immensa che sì, poi ma vedremo gli effetti che avrà. Sì, sì. È utile. Questo è paradossale, no? Perché questo manovratore che sta realizzando questa grande opera alle bocche di porto, no? Probabilmente guarda con scarsa intelligenza alle questioni, perché se avesse guardato oltre che agli interessi suoi, come è lecito che guardi un imprenditore, se avesse guardato alla laguna avrebbe capito che questa laguna si sta perdendo, e si sta perdendo perché è in preda a processi erosivi che la stanno distruggendo. Allora, al tempo della Repubblica il problema era legato agli interramenti. Oggi noi abbiamo quest'altro problema che è esattamente opposto. E portare acque dolci del Brenta, cariche di sedimenti, dentro la laguna di Venezia fa solo che il bene della laguna di Venezia. E questo bisogna dirlo e bisogna ribadirlo. Allora, il magistrato alle acque lo hanno distrutto, perché insomma, non parliamo del magistrato della Repubblica perché avremmo un confronto non possibile. Ma questo magistrato è il pallido ricordo del magistrato di qualche decennio fa. Ma chi l'ha ridotto così? C'è da aggiungere che anche storicamente ci fu verso la prima metà del 1800, con il dominio austriaco, vero professore, il Brenta venne ributtato dentro in laguna, e nel giro di qualche decennio Chioggia rischiava di venire in qualche maniera interrata, tant'è vero che nel 1890 viene rimesso fuori, per cui oggettivamente queste problematiche anche nei secoli scorsi sono state affrontate con lavori consistenti. Però bisogna adoperarsi per fare sta benedetta idrovia. Veronesi, bisogna adoperarsi per portarla a termine. Sull'idrovia noi come consorzio di bonifica siamo estremamente favorevoli a questo intervento, l'abbiamo scritto pubblicamente, sapete che la Regione ha fatto uno studio di fattibilità e ha chiesto che cosa ne pensavamo, noi abbiamo detto che siamo favorevoli. Un altro uso che potrebbe avere questa idrovia, non solo per i fiumi, ma quando non ci sono le piene di fiumi può essere usato anche per la sicurezza idraulica del deflusso delle acque interne minori. Poche parole, è utilissima e deve essere completata. Bisogna però dire ad onore, è vero, questo dice anche sempre il professor Dal Paus, non è che adesso con l'idrovia abbiamo risolto i problemi di sicurezza idraulica del Brenta e del Bacchiglione, è un notevole mattone, il sindaco di Casalserugo sarebbe secondo me felice. Sì. Non passerebbe più un Natale come quello del 2010 quando mi telefonò chiedendomi ma come mai non si scarica verso il Brenta? Si sarebbe potuto scaricare perché al Brenta non succedeva niente. Allora è evidente che questa è un'opera utile, non utile, utilissima, che può portare vantaggi da molti punti di vista. Ma perché un luminare come lei che dice le cose per l'utilità non viene ascoltato la politica deve decidere. La politica io non sono molto amato, sai, perché ogni tanto mi scappa di dire quello che penso, quindi in certi ambienti non sono assolutamente amato. Poi posso un passaggio? Possiamo poi la pubblicità e poi andremo a parlare dove si uniscono quei due fiumi e dove abita Masiero, che ci racconterà tante cose poi di quel punto lì. Allora, fino adesso abbiamo parlato di quello che non si fa e quindi siccome non si fa e sarebbe necessario fare, le cose vanno male. Adesso invece parliamo di quello che si fa perché le cose vadano male. E che cosa vuol dire? Vuol dire che è un argomento che abbiamo già affrontato in precedenza, ma abbiamo nel frattempo approfondito le cause di questo evento.
Cioè si vogliono chiudere 2 fiumi e dei canali navigabili, delle altre cose, per fare uno sbarramento, e siamo sempre alla legge sandwich. Guardiamo di là e intanto succede qualcosa dietro le spalle. Perché c'è il cuneo salino, che io non sapevo manco che ci fosse, che durante l'estate, quando la piena non c'è, quando l'acqua, il reflusso dell'acqua non è sufficiente, risale il fiume e distrugge l'agricoltura. Questa è la storia. Allora bisogna fare uno sbarramento che costerà qualche decina, tra poco andremo a vedere delle immagini. Decina di milioni, questa è l'introduzione, qualche decina di milioni, e perché bisogna fermare l'acqua salata. E ce lo dicono talmente bene che siamo tutti convinti. Fintanto che a un certo punto siamo stati informati che forse c'erano delle alternative o c'era un passaggio sotterraneo che portava in altre direzioni, e ci siamo resi conto che si guardava la luna e intanto ti fregavano il portafoglio. Ed è appunto questo sbarramento su cui dovremmo fare addirittura un ponte, perché ci sia un collegamento da una parte all'altra del fiume, e sarebbe anche meritevole farlo. Perché, ma in quale logica, per quale motivo effettivo viene bloccato il fiume? Per fare una centrale nucleare. A Chioggia. Punto. E su questa suspense dia inizio alla pubblicità e poi ne parliamo. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di questa che è una notizia sicuramente che molti non sanno, che dovevano fare, mi auguro che non succeda, una centrale nucleare qui a 2 passi della spiaggia da Padova, ed è una notizia davvero incredibile. Tra poco rimanete con noi. Sì.